2 giorni dove abbiamo voluto mettere insieme, oltre ai canoisti, anche i camminatori, i ciclisti e gli accompagnatori con la motonave. Un'organizzazione particolare, un piano della sicurezza da 170 pagine, ma va bene così, perché comunque i nostri ospiti devono essere tranquilli e devono passare un fine settimana in sicurezza quando vengono qua da noi. Siamo partiti da San Benedetto ieri, abbiamo pagaiato fino all'isola Boschina di Ostiglia, dove ci troviamo adesso. I nostri ciclisti questa mattina partiranno per Felonica e i nostri camminatori ieri sono partiti da San Benedetto e hanno raggiunto Ostiglia. Quindi diciamo una 2 giorni a tutto tondo, persone con orientamenti diversi, con passioni diverse, però che si trovano insieme per percorrere lentamente questa parte di territorio. Sentivamo la necessità comunque di ripartire, di ricominciare a fare qualcosa e credo che le cose stiano venendo veramente bene. Il tempo ci sta dando ragione, il fiume è bellissimo, la sicurezza è in acqua, noi siamo tutti qua, per cui insomma credo che ci siano tutti i presupposti per poter così vivere 2 giornate intense sul territorio dell'Oltrepo mantovano. Han creduto a questa cosa tutti, e quando dico tutti dico la parte privata, la cooperativa Campapò, ma soprattutto la parte pubblica, quindi i comuni, la provincia di Mantova, il consorzio Oltrepo mantovano. Ci hanno creduto le associazioni di volontariato che ci hanno accolto in qualsiasi punto del percorso, ci accoglievano e ci sfamavano, diciamo così, quindi ci hanno offerto i prodotti del nostro territorio, per cui meglio di così non poteva andare. Speriamo di poterla riorganizzare anche l'anno prossimo e magari con una maggior partecipazione. Intanto siamo partiti. È un fiume stupendo che dà molte possibilità per il campeggio nautico e da vivere in libertà. Spazi enormi, spiagge enormi, libere, specialmente in questa stagione c'è pochissima frequentazione. Permette proprio di percorrerlo non dalle fonti o dalle sorgenti, ma già a monti di Torino è percorribile per quasi 500 km con i kayak da torrenti la prima parte e poi con i kayak da mare o da turismo, quelli più lunghi, tutto l'altro tratto. Il kayak da mare permette, avendo i gavoni stagni, permette di caricare la tenda, il materassino e l'abbigliamento che può servire per cambiarsi e vivere in libertà questo grande fiume. Sono 26 chilometri qui dall'isola della Boschina di Ostiglia a Felonica, 26 chilometri di fiume tutto di prima classe, proprio percorribile con qualsiasi tipo di kayak o di canoa aperta o chiusa, permette quel tanto qua. Abbiamo partecipato molto volentieri aiutando gli amici di Campapò, i parchi dell'Oltrepo, perché ovviamente il percorso è sul tracciato della via Carolingia che parte da Castiglione delle Stiviere e arriva giù fino a Felonica Po. L'abbiamo organizzato con loro in 2 giorni e in 2 momenti diversi, tracciando il piccolo tragitto a piedi da San Benedetto fino a Quingentole ieri e oggi in bicicletta. Abbiamo fatto il percorso sull'argine e anche quello comunque segue la via Carolingia che abbiamo mappato. In totale abbiamo mappato 150 km, quindi che si possono fare a piedi ma anche in bici. In questo tratto comunque è molto, molto bello farlo in bici, anche perché c'è una variabilità anche dell'ambiente molto interessante, riteniamo assolutamente importante da valorizzare. Siamo sulla spiaggia di Carbonarola, dove la Prolocco di Carbonara ci ha preparato un fantastico rinfresco per tutti, sia per i canoisti che per i nostri ciclisti. E siamo partiti alle 9 qualcosa da Ostiglia, siamo arrivati qui a una media di 9 km all'ora. Adesso i nostri ragazzi con la sicurezza si stanno mettendo in acqua nuovamente e ancora un'oretta e mezza raggiungiamo la canottieri di Felonica.